Il 23 giugno 2014 è stata una data importante per l'Udinese perché si è posata la prima pietra, una pietra come quella che tengo ancora qui in mano, una pietra che ricorda quello che è il vecchio impianto, lo Stadio Friuli nella vecchia configurazione dal 1976 fino al 2014, fino a un anno fa, alla giornata storica appunto della posa della prima pietra, una posa ideale, una posa che ha visto come protagonisti il patron Giampaolo Pozzo, le massime cariche dell'Udinese, perché quello era un momento importante, un momento in cui nasceva ufficialmente quella che è la Curva Nord. Curva Nord che adesso alle mie spalle è un po' diversa da una semplice pietra, perché una pietra la contieni in una mano, mentre alle mie spalle di posti a sedere ce ne sono già un pochino, ci sono i seggiolini in colori diversi proprio per simulare quella che sarà la prossima configurazione dell'impianto. Posa della prima pietra che c'è stata anche per i distinti, posa per la prima pietra che c'è stata anche per la curva sud che si sta ergendo sempre di più, un momento particolare che si va ad inquadrare in quella che è un'estate bianconera che quest'oggi non è particolarmente soleggiata ma che è ancora di tanto lavoro, perché se dietro a quella prima pietra che come questa aveva un mosaico realizzato dagli amici di Spilimbergo, una prima pietra decorata e idealmente rappresentativa anche di quella che è il simbolo, il bianconero e la città di Udine. È un momento significativo questo perché dalla prima pietra si passerà nella prossima stagione alle prime sedute ufficiali, ai primi posti che saranno occupati dai tifosi bianconeri, un momento importante, e a un anno di distanza è anche importante sottolineare quanto i lavori siano avanzati e quanto sia stato anche rispettato quello che è il cronoprogramma che vede appunto l'Udinese pronta ad avere il proprio tifo caldo in Curva Nord e nei distinti a partire dalla stagione 2015-2016. Insomma, è un bel momento da ricordare, ma lo facciamo con grande entusiasmo perché alle nostre spalle sta crescendo il nostro gioiello. Che si va ad inquadrare in quella che è un'estate bianconera che quest'oggi non è particolarmente soleggiata ma che è ancora di tanto lavoro, perché se dietro a quella prima pietra che come questa aveva un mosaico realizzato dagli amici di Spilimbergo, una prima pietra decorata e idealmente rappresentativa anche di quella che è il simbolo. Il 23 giugno 2014 è stata una data importante per l'Udinese perché si è posata la prima pietra, una pietra come quella che tengo ancora qui in mano, una pietra che ricorda quello che è il vecchio impianto, lo Stadio Friuli nella vecchia configurazione dal 1976 fino al 2014, fino a un anno fa, alla giornata storica, mentre alle mie spalle di posti a sedere ce ne sono già un pochino, ci sono i seggiolini in colori diversi proprio per simulare quella che sarà la prossima configurazione dell'impianto. Posa della prima pietra che c'è stata anche per i distinti, posa per la prima pietra che c'è stata anche per la curva sud che si sta ergendo sempre di più, un momento particolare appunto della posa della prima pietra, una posa ideale, una posa che ha visto come protagonisti il patron Giampaolo Pozzo, le massime cariche dell'Udinese, perché quello era un momento importante, un momento in cui nasceva ufficialmente quella che è la Curva Nord che adesso alle mie spalle è un po' diversa da una semplice pietra, perché una pietra la contieni in una mano, bianconero e la città di Udine. È un momento significativo questo perché dalla prima pietra si passerà nella prossima stagione alle prime sedute ufficiali, ai primi posti che saranno occupati dai tifosi bianconeri, un momento importante, e a un anno di distanza è anche importante sottolineare quanto i lavori siano avanzati e quanto sia